Ben ritrovati o benvenuti nel gruppo Marmitte Trek. Io sono Ragno. Ci troviamo in Campigna, nella nostra terra. Oggi andiamo a trovare e a scoprire il bivacco Citerna. Dal parcheggio dove abbiamo lasciato l'auto abbiamo proseguito con la strada forestale verso il rifugio La Capanna. Sempre proseguendo dal punto rifugio La Capanna andiamo fino al rifugio Le Fontanelle, sempre su percorso di strada forestale. Dal di qui poi parte il bivio per partire con il sentiero. Il parcheggio è molto ampio, quindi oltre ad essere un'area camper comunque è molto ampio, quindi tranquillamente ci si può ritrovare lì come punto di partenza. Siamo nel complesso delle foreste appunto casentinesi, Monte Falterona, Campigna, un posto stupendo dove ci sono tanti veramente sentieri CAI. Dopodiché si prende il sentiero 00 in direzione appunto Giogo di Castagno. Volendo al bivacco Citerna ci si arriva anche con la strada forestale, sarebbe molto veloce, in un'orettina e mezzo ci si arriva, se no si fanno appunto i sentieri per arrivare a fare anche un percorso ad anello come è nostro solito fare. Una volta attraversato una parte di bosco ci si arriva al rifugio Citerna, quindi al bivacco Citerna, una bellissima struttura fatta in pietra, ben tenuta, con un ampio giardino esterno dove c'è anche una panchina, diverse anche panchine perché le troviamo anche poi prima di arrivare, oltre che nel prato. Bellissima struttura, non c'è acqua, luce ovviamente non c'è perché è un bivacco, quindi raramente trovi la luce, c'è una legnaia, il camino interno e appunto delle graticole, anche se noi ne abbiamo portata una in più perché pensavamo che non ci fosse, invece c'era già, e quindi un bellissimo posto anche con una bella vista panoramica. Una volta acceso il camino, quindi fatto un po' di legna e acceso il camino, Yuri si è messo a creare un bastone con una punta, il quale era misterioso l'utilizzo, e diceva vedrai, alla fine abbiamo capito a cosa si riferiva e a cosa doveva fare. In assenza di graticole quel mezzo può essere utile per cucinare le salsicce. Quando facciamo percorsi tranquilli ci portiamo sempre della ciccia da cucinare, sfruttiamo diciamo la zona di partenza, un buon macellaio, e andiamo a mangiare un po' di ciccia assieme con gli amici, se no ovviamente si può fare anche tranquillamente un panino, però noi quando facciamo dei percorsi più tranquilli usufruiamo questa cosa qui. Ecco i bastoni all'opera delle salsicce, un'ingegneria di bilanciamento per poi cucinare le salsicce in modo naturale. Nella notte ha piovuto, quindi il giorno dopo era tutto bello umido e un pochettino con i sentieri bagnati, però ne valsa la pena per approfittare di andare a vedere una cascata, visto che comunque il periodo non è che le piogge ci stiano dando tanto conforto in questo momento, visto ne approfittiamo, andiamo a vedere appunto la bellezza della natura.
Dal sentiero 14 che stavamo percorrendo prendiamo il sentiero 14C verso appunto la cascata che vi stavo raccontando poc'anzi, del cascata del Piscino. Ecco i risultati della pioggia che ha fatto questa notte, sicuramente ha ceduto un qualche argine di questo fiume e quindi si è portato dietro la fanghiglia. È bello dal vivo, rende di più che nelle immagini e nelle foto lo scambio dei colori, appunto dove si incrociano le due acque. Arrivati al secondo bivio della cascata, dal 14C che stavamo percorrendo andiamo all'11, il quale è un'andata e ritorno appunto per andare a vedere la cascata, per poi ritornare sullo stesso sentiero, il mitico Cap, detto anche Real, per usare il gimbal col cellulare, che così si prende i suoi 30 secondi di follia. È una bellissima cascata, anche alta per essere nella zona in cui siamo, e quindi ne vale la pena di andarla sicuramente a ispezionare e a fare 2 foto. Grazie di essere rimasti fino in fondo al video. Se vi è piaciuto, pollicione, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo canale. Ciao da Marmite Trek.